Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Palermo resta in carcere Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina. Il 28enne davanti al GIP ha confermato di essere stato lui a sparare, ma non ha risposto alle domande su eventuali complici. Oggi maxi blitz con arresti e perquisizioni allo Zen. Intanto al Viminale è stato varato il piano sull'emergenza sicurezza a Palermo. Prevede 3 zone rosse, più agenti e fondi per potenziare la videosorveglianza digitale. Sarà esecutivo entro 3 mesi. E sempre a Palermo, indagato per truffa sui bonus edilizi Giuseppe Piraino, imprenditore impegnato contro il pizzo, più volte minacciato dai mafiosi che aveva fatto arrestare. La sua replica: sono distante da chi froda, vado avanti a testa alta. Morte Scieri, la Cassazione conferma le condanne per i 2 ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte del 26enne siracusano della Folgore, avvenuta nel 1999. A Catania mattinata da incubo per il traffico, auto e bus fermi per ore. All'alba un cavallo che trainava un calesse morto alla circonvallazione, provocando il caos. Code anche sull'autostrada A18 tra Giarra e Acireale, i disagi causati dalla restrizione delle corsie di sorpasso. A Catania spazzatura e topi da Monte Po al villaggio Sant'Agata, chiuse alcune scuole e disagi per i genitori. E poi il calcio, il Catania punta la Salernitana, con Cicerelli infortunato si apre la possibilità di una maglia da titolare per D'Ausilio. Massimino verso il tutto esaurito. Bentrovati al TG Sicilia. In apertura l'omicidio dell'Olivella a Palermo. Gaetano Maranzano resta in carcere, disposta custodia cautelare. Il 28enne reo confesso dell'uccisione di Paolo Taormina ribadisce di essere stato lui a sparare. Poi però resta in silenzio sulle altre domande dei giudici. Intanto maxi blitz delle forze dell'ordine nel quartiere Zen. Marco Gullà. Ha solamente detto davanti ai giudici che a sparare e uccidere Paolo Taormina è stato lui. Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso, davanti al giudice per le indagini preliminari, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pubblici ministeri durante l'interrogatorio. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma accogliendo l'istanza della procura ha disposto ovviamente il carcere per Maranzano. Il 28enne dello Zen ha aggiunto che la pistola calibro 9 con la quale ha sparato al giovane barman è quella trovata nel corso della perquisizione. Poi sull'identità degli amici che lo accompagnavano e su altre domande poste dal giudice, Maranzano ha fatto solo silenzio. Ha inoltre omesso di raccontare la lite precedente all'omicidio, quando un suo amico ha schiaffeggiato un cliente. Il reo confesso ha raccontato di aver avuto una lite verbale con Taormina durata parecchi secondi e invece le immagini mostrano un gesto fulmineo. Gli investigatori non credono nemmeno al movente passionale. Intanto allo Zen un maxi blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza ha portato all'arresto di un uomo per spaccio di droga e alla denuncia di 9 persone, una per porto abusivo di coltelli, una per guida senza patente recidiva e 7 per occupazione abusiva. Eseguite perquisizioni in 4 abitazioni, recuperato un pugnale con lama di 20 cm. Circa 300 uomini hanno preso parte al servizio che ha previsto la completa cinturazione del quartiere con numerosi posti di blocco e di controllo per monitorare i transiti e identificare un elevato numero di persone. Un piano straordinario di controllo del territorio che in 3 mesi diventerà strutturale. È stato illustrato dal ministro Piantedosi al presidente della regione e al sindaco volanti a Roma per chiedere più sicurezza. Maglio Viola. 3 zone rosse corrispondenti alle aree della Movida di Palermo, Olivella dove si è consumato l'omicidio di Paolo Taormina, Vucciria e Maccheda Stazione Centrale. In queste aree la discesa in campo dei reparti mobili della Polizia di Stato, l'aumento dei presidi mobili in zona, l'aumento della videosorveglianza anche con lo stanziamento di 2.700.000 euro in più per aumentare il numero di telecamere e controlli. E poi ancora posti di blocco, reparti mobili della Polizia usati nelle zone della Movida come avviene negli stadi e incremento
progressivo delle forze dell'ordine nei prossimi 3 mesi. I primi 27 poliziotti arrivano già la prossima settimana. La sicurezza a Palermo si fa così, secondo quanto deciso nel vertice romano fra il ministro Piantedosi e il presidente della regione Schifani e il sindaco La Galla. Non ci saranno i presidi fissi chiesti dai commercianti, ma cresceranno quelli mobili e saranno parecchi e visibili come forma di prevenzione. Raddoppiano le assunzioni nella Polizia Municipale di Palermo e il sistema della control room della città si doterà ancora di altre telecamere e sarà messo in linea con il sistema nazionale di pubblica sicurezza per individuare subito i soggetti sottoposti a DASPO urbano che non lo rispettano e garantire interventi mirati. I controlli nei quartieri a rischio, come quello di oggi allo Zen, diventeranno periodici e senza preavviso. Inoltre nelle zone rosse potranno essere stabiliti sgomberi in caso di assembramenti eccessivi o chiusura dopo l'1 di notte se il prefetto o il questore ne ravvederanno la necessità. Domani intanto sarà lutto cittadino nella giornata dei funerali di Paolo Taormina, il giovane assassinato nella notte fra sabato e domenica all'Olivella, un lutto al quale parteciperà anche la comunità portuale con un triplice fischio dalle navi ormeggiate al porto di Palermo. E sono oltre 4.000 i like che applaudono al video dell'assassino di Palermo, pubblicato prima di entrare in carcere. Come spiegare un'insensibilità così sfrontata? Eva Spampinato lo ha chiesto al sociologo dei media digitale Davide Bennato. Come arresti? Per che cosa? All'omicidio di Michele Navarra. I like sul sangue degli altri, i cuoricini sul video pubblicato quando la sua pistola era ancora fumante, la pistola che ha ucciso Paolo Taormina e non quella d'oro che tiene al collo Gaetano Maranzano, il killer dello Zen di Palermo, che dopo l'omicidio postava un TikTok con l'audio tratto da una fiction su Totò Riina. Io faccio il mio mestiere. L'assassino del povero ragazzo in realtà ha trovato una situazione per cui aveva bisogno di sottolineare la propria posizione sociale all'interno di una rete più ampia di contatti e di relazioni. La galera te la mangi, fratello. A sostenerlo una valanga di like, oltre 4.000, tanti follower e un nuovo profilo anonimo, Zen2. Voleva sottolineare la propria identità in un contesto ovviamente che avrebbe, virgolette, apprezzato e riconosciuto quel tipo di comportamento per rinforzare il suo ruolo e la sua visibilità all'interno dei social che si occupano specificamente di questo modo di interpretare il mondo. Era già successo a fine aprile, subito dopo la strage di Monreale, sempre nel palermitano. Anche in quel caso TikTok la vetrina per esprimere la vicinanza ai killer. Il social più amato dai giovani diventa una passerella per delinquenti, un luogo in cui l'atteggiamento mafioso, che è una cosa diversa dalla mafia, viene alimentato da un sistema social che alimenta a sua volta l'ignoranza stessa, che si fa modello. Viene chiamata appunto filter bubble, cioè la bolla del filtro, cioè io rimango chiuso all'interno di una stanza in cui io ascolto semplicemente le cose che mi piacciono e che ritengo che valga la pena di essere ascoltate. Per esempio, se io seguo un certo tipo di musica, la piattaforma mi farà sentire solo e unicamente le persone che hanno quel tipo di musica o comunque fanno quel tipo di musica. Come in una bolla fatta di musica trap, neomelodica, barbe lunghe, magliette firmate e sfoggio di armi. Questo tipo di meccanismo non fa altro che impoverire la nostra vita sia relazionale ma soprattutto la nostra vita culturale. E così su TikTok l'arroganza diventa stile, la violenza una posa da mostrare, il crimine un trampolino per la notorietà. A Palermo l'imprenditore Giuseppe Piraino, simbolo della lotta al racket, è indagato per truffa sui bonus edilizi. Mai ultimati i lavori in 15 cantieri con i soli ponteggi montati. La Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro. Piraino si difende. Il servizio di Giusi Lazzara. Giuseppe Piraino, l'imprenditore antiracket che ha più volte denunciato i suoi estortori, è indagato dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, per indebita compensazione di crediti e truffa aggravata. Le indagini, nate da un esposto presentato nel luglio del 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento, hanno portato a scoprire 15 truffe avvenute nel 2021 legate ai bonus edilizi per il rifacimento delle facciate. La Guardia di Finanza ha subito iniziato le verifiche. Da qui è scattato il sequestro di beni nei confronti di Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, per 3,5 milioni di euro. Dall'esito delle attività, dice un comunicato del comando della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare la totale o parziale assenza di lavori con solo i ponteggi montati, la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus facciate inesistenti.
esistenti. Secondo l'inchiesta, Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta derivante dalla cessione dei crediti da parte del condominio, dato che i lavori sono risultati incompleti. Dal canto suo, l'imprenditore si dice lontano da chi truffa. Qui mi sento tranquillo, ho agito in buona fede, non ho toccato soldi dei miei committenti per andarmi a fare i miei investimenti all'estero, non mi sono comprato oro e neanche orologi di valore. Ma ripeto, qua hanno sequestrato dei crediti che non si riescono a monetizzare per dei lavori che non si riescono a portare avanti. E cosa devo fare? Mi impicco. E ci sarebbero altri appalti gestiti dalla Mosina Costruzioni che seguivano la stessa prassi nel prevedere di incassare attraverso lo sconto in fattura crediti d'imposta illegittimi, cedendoli in parte per monetizzarli e utilizzarli in parte come compensazione. Recentemente Piraino aveva aderito al movimento controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, che in una nota fa sapere che ritiene tendenziosi gli accostamenti al movimento e chiede che la Procura vada fino in fondo nell'inchiesta. Arrestato a Comiso Gianfranco Stracquadaini, latitante da 1 anno e mezzo. Potrebbe esserci lui dietro il sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto nelle scorse settimane nel Ragusano. Veronica Barbarino. È stato arrestato all'alba a Comiso dagli uomini della squadra mobile di Ragusa e della Sisco di Catania il boss Gianfranco Stracquadaini, la cui ombra aleggiava nelle ipotesi sul sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto nelle scorse settimane nel Ragusano. Il 50enne, detto Faccia d'Angelo, latitante da giugno 2024, era ricercato per tentato omicidio e associazione mafiosa. Stracquadaini, ritenuto il nuovo punto di riferimento di Cosa Nostra nel Vittoriese, è stato sorpreso in un appartamento dove nascondeva 2 pistole cariche pronte all'uso. Era accusato di aver organizzato il 25 aprile dell'anno scorso il tentato omicidio di Roberto Di Martino, parte di un piano per eliminare collaboratori di giustizia e consolidare il controllo criminale su Vittoria e dintorni. Gli investigatori indagano ora anche su legami con traffici di droga internazionali in contatto con clan albanesi. A Trapani i carabinieri hanno arrestato 3 persone che avevano allestito una piazza di spaccio nelle case popolari. La droga era venduta in un appartamento blindato con pesanti grate e un portone in ferro sfondato dai vigili del fuoco. Il servizio. Si nascondevano nelle case popolari di Fontanelle Sud, nel Trapanese, 2 diciottenni e una 52enne che qui avevano organizzato una fiorente piazza di spaccio. I 3 pusher sono stati arrestati dai carabinieri che durante le perquisizioni domiciliari hanno trovato i narcotici commercializzati, documentando con queste immagini l'esistenza in uno dei 2 appartamenti di un vero e proprio bunker della droga. Nell'abitazione blindata con pesanti grate e un portone in ferro munito di feritoia, lo spacciatore turnista effettuava scambi di droga e soldi, comodamente seduto ad una scrivania con dosi sistemate e pronte per essere cedute e mazzette di soldi, con la certezza di poter sorvegliare il perimetro del Palazzo Popolare grazie al complesso sistema di videosorveglianza di cui era stata dotata la piazza di spaccio. Circa 30 carabinieri con il supporto dei cinofili e dei vigili del fuoco hanno prima circondato l'edificio e rimosso i sistemi di difesa allestiti dai criminali che impedivano l'accesso al bunker. Eccoli mentre sfondano la porta con un divaricatore idraulico. In casa c'erano cocaina, anfetamina e hashish, bilancini e materiale per il confezionamento della droga e circa 1.000 euro in contanti. Caso Sherry, la Cassazione conferma le condanne per i 2 ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte del 26enne della Folgore avvenuta nel 1999. Emanuela Corsi. 22 anni per Alessandro Panella, 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara. Sono definitive le condanne per i 2 ex caporali della Folgore accusati di concorso nell'omicidio volontario di Emanuele Sherry, il paracadutista di leva originario di Siracusa, trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. A mettere la parola fine in questa lunga vicenda giudiziaria è la prima sezione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati. Per questa verità sono trascorsi, come
commissione parlamentare d'inchiesta, la riapertura delle indagini nel 2018 e da allora, accanto alla famiglia Scieri, insieme ad Alessandra Funneri, abbiamo cercato di ricostruire in sede giudiziaria la storia di Emanuele di quella drammatica notte. Adesso è storia incontrovertibile. Panella e Zabara erano stati indagati con un altro ex commilitone ed ex caporale, Andrea Antico, assolto in primo e secondo grado. Per la procura di Pisa, Scieri fu vittima di nonnismo. I due imputati, la sera del 13 agosto del 99, dopo averlo fatto spogliare e averlo picchiato, lo avrebbero obbligato a salire sulla torre di asciugatura dei paracaduti. Con gli scarponi avrebbero fatto pressione sulle nocche delle sue dita, facendolo cadere da diversi metri di altezza. Secondo le perizie, il giovane morì dopo qualche ora di agonia. Un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo. Traffico paralizzato stamattina a Catania dopo che un cavallo è morto sulla circonvallazione. Gli automobilisti costretti per ore in direzione Mister Bianco. Simona Mazzone. Un giorno di ordinaria follia a Catania. Automobilisti bloccati per ore a causa di un cavallo morto alla circonvallazione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 6 del mattino, ma c'è voluto del tempo per rimuovere la carcassa dell'animale all'altezza dello svincolo con via Santa Sofia. Migliaia le auto immerse nel traffico paralizzato in direzione Mister Bianco. Anche chi proveniva da Canalicchio ha dovuto affrontare un fiume di veicoli in coda. Una fila chilometrica che partiva da Ognina. Pare che il cavallo trovato esanime per terra si sia accasciato per un malore. È stato trovato qui, vicino alla rotatoria accanto al calesse che trainava. Aveva un microchip e la polizia è intervenuta con i vigili urbani e i veterinari dell'ASP ha identificato il suo proprietario. Un caso simile nel maggio scorso sempre alla circonvallazione di Catania. All'altezza del Tondo Gioeni un cavallo a velocità è andato a sbattere sulla cartellonistica stradale posta sullo svincolo, perdendo molto sangue riversatosi sulla strada. Ancora una volta emerge il tema dei cavalli dopati per aumentare le loro prestazioni. Non si sa al momento se anche questo è il caso, ma è certo che Catania è una delle città a maggiore concentrazione di corse clandestine. Tanto che ancora una stalla abusiva è stata scoperta dalla polizia, che ha trovato 2 cavalli rinchiusi in una struttura non autorizzata nel quartiere San Cristoforo in via Gramignani. Il tetto era troppo basso, gli spazi piuttosto angusti e mancava un abbeveratoio automatico. Il proprietario, un 52enne catanese, è stato denunciato. Ancora disagi nella circolazione di autoveicoli, avviati i cantieri sull'autostrada A18 tra Giarre e Acireale con la restrizione delle corsie di sorpasso. I lavori si dovrebbero concludere a fine mese, ma a novembre sono previsti altri lavori. Francesco Triol. Code e disagi preventivabili sono quelli sull'autostrada 18 Messina-Catania nel tratto tra Giarre ed Acireale, dove dal 13 ottobre sono stati avviati i cantieri per la sostituzione dei guardrail per adeguarli alla recente normativa e sono state parzializzate entrambe le carreggiate dei 2 sensi di marcia con la chiusura della corsia di sorpasso. 5 km circa di un'unica corsia che soprattutto nelle ore di punta portano ad un rallentamento del traffico. Lavori che dureranno sino al 30 ottobre, secondo il cronoprogramma stabilito dal Consorzio Autostrade Siciliane, quando sarà riaperta tutta la carreggiata, ma non sarà la conclusione dell'appalto perché, dopo il ponte in occasione della ricorrenza dei defunti, dal 4 novembre il cantiere sarà spostato nel tratto tra Acireale e Catania. La stessa operazione che stiamo facendo da Giarre ad Acireale, cioè la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, lo faremo pure da Acireale a Catania. Molti utenti hanno segnalato l'assenza di operai nella prima mattinata nei cantieri, ma il CAS ha spiegato come fossero impiegati nelle barriere delle aree di servizio e degli svincoli. Ieri sera invece qualche coda si è registrata a causa del maltempo. Non abbiamo rilevato particolari criticità, ieri sera c'è stato qualche chilometro di fila, ma perché c'è stato pure un temporale che si è abbattuto in quell'area. Diciamo che in linea di massima sta funzionando. Diciamo le dita, speriamo che non ci siano criticità di sorta pure per i prossimi lavori. Ancora a Catania, spazzatura e topi da Montepò al villaggio Sant'Agata. Chiudono alcune scuole, famiglie preoccupate e in difficoltà per la cura dei più piccoli. Tonino De Mana. A Montepò siamo in fase di spazzatura e di topi. Praticamente ci stanno salendo quasi a casa.
invasi da spazzatura e topi con gravi rischi per la salute pubblica, inevitabili chiusure delle scuole e conseguenti disagi per i genitori. Lucchetti nei cancelli e tanta rabbia per un'emergenza igienico-sanitaria che deriva dall'inciviltà e dall'incuria. Venerdì scorso l'avvistamento di un topo all'asilo comunale di Montepo ha fatto scattare la chiusura e la contestuale derattizzazione, ma serve a qualcosa se il plesso è completamente circondato da ampi terreni incolti? Ben venga la derattizzazione, però non voglio a nome di tutti i genitori, vogliamo che il comune si attivi immediatamente a bonificare tutto quello che c'è attorno. Intere aree in abbandono ed intere aree letteralmente ricoperte di spazzatura. I fossati che vedete vengono utilizzati per gettare qualsiasi cosa e a qualsiasi ora. Da queste parti siamo a Montepo. La raccolta differenziata non decolla o forse non è mai stata presa sul serio dagli stessi cittadini. Oggi è mercoledì, cosa c'è? Cosa si smaltisce? Io non lo so questo. Lei la fa la raccolta differenziata? Io sì, ma... E come la fa se non sa cosa c'è oggi? Allora, io la faccio, infatti, questo sì, ha detto la cosa giusta. E praticamente vogliamo essere aiutati. Siamo disposti a fare la raccolta differenziata, ma vogliamo essere aiutati, questo è il senso. Bravissimo, dal comune, perché non c'è altro da fare. Di questo passo continueremo a parlare per molto di rifiuti, topi e scuole chiuse. Per la cronaca, sono state installate trappole alla Pestalozzi, al villaggio Sant'Agata e all'asilo comunale di Montepo. Ovviamente stop alle lezioni perché il diritto alla salute prevale sul diritto allo studio. Adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro il Modena, operazione sorpasso per il rosanero, Inzaghi ritrova Ranocchia. Marco Gullà. Ancora una volta il Barbera sarà sold out. Palermo-Modena di domenica richiama i tifosi. Una sfida che, se vinta, potrebbe permettere ai rosanero di operare il sorpasso nei confronti dell'attuale capolista del campionato. Il Modena è comunque squadra solida e ben organizzata, con l'ex Di Mariano che verrà a Palermo non solo per salutare amici e parenti. Per il rosanero ripresa degli allenamenti a Torretta, Inzaghi ritrova anche i nazionali come Poyampalo e Joronen, ma la notizia che i tifosi rosanero aspettavano è il ritorno di Filippo Ranocchia, che ha saltato le ultime 3 gare di campionato dopo il problema muscolare accusato a Udine in Coppa Italia. Inzaghi potrebbe comunque utilizzarlo in corso d'opera, soprattutto per avere un'arma in più nella battuta dei calci piazzati. Sulla tre quarti ballottaggio aperto con Brunori, Leduaron, Palumbo e Giasi a contendersi 2 maglie a supporto di Poyampalo. Ci sono però ancora giorni di lavoro prima del big match di domenica alle 15. L'infortunio di Cicerelli è meno grave di quanto si pensasse. L'attaccante farà lavoro differenziato in questi giorni. Si apre sulla tre quarti la corsa ad una maglia da titolare per la gara contro la Salernitana. Massimino che va verso il tutto esaurito. Francesco Triolo. Il Catania tira un sospiro di sollievo. L'infortunio accusato da Emanuele Cicerelli, uscito dopo 35 minuti a Giuliano con una borsa di ghiaccio su un ginocchio, non sembra particolarmente serio. Come comunicato dal club, l'attaccante rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato e, se una lunga attesa sembra scongiurata, resta però da valutare la disponibilità del numero 10 per il big match di domenica al Massimino contro la Salernitana, ed è proprio sulla tre quarti che nascono quindi i dubbi maggiori per Mimmo Toscano. L'assenza di Cicerelli apre a nuovi scenari come quello dell'impiego dal primo minuto di D'Ausilio, che sinora si è visto da titolare solo in un'occasione a Cosenza, poi sempre da subentrato. Per l'ex Avellino quello con la Salernitana è quasi un derby e potrebbe essere l'occasione giusta per entrare nel cuore del Massimino, vista l'importanza della partita. Per il resto Toscano dovrebbe confermare il blocco difensivo che dovrà arginare Inglese e compagni. Intanto prosegue a buon ritmo la prevendita, entrambe le curve sono sold out, restano pochi biglietti per le 2 tribune e questo il termometro per capire quanto sia alta l'attesa per la gara di domenica. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti.